Ah, la montagna, fiorellini, caprette, mucche, formaggio, torrenti farciti di trote. Siamo in Alto Adige, il parco giochi della pesca in torrente, ma con tutti questi fiorellini mi sembra piuttosto di essere sul set di un film anni 70, più che nel making of di un documentario di pesca. Ciao a tutti amici della Gudo Terra, siamo finalmente arrivati alla puntata 2014 del Pesca and Bike. Siamo a Fiera di Primero, in un posto stupendo e andiamo alla ricerca di trote selvatiche. Domani andremo a pescare nel lago di Noana e andremo alla ricerca sia di trote che di salmerini. Pescheremo artificiale, ovviamente a un singolo senza artiglione, e speriamo che il tempo, che come sempre in questo periodo non è dei migliori, ci dia un po' di tregua, altrimenti pescheremo sotto la pioggia. Adesso andremo nel paese di Ymer, andremo ad acquistare la licenza che costa 12 euro, da quello che ho potuto leggere nel sito web, e andremo a vedere già gli spot in modo da capire già come attrezzarci per domani. Per cui andiamo a vedere che cosa succederà per questo Pesca and Bike 2014. E un saluto a Capitan Sales. C'è da dire che a Fiera di Primiero sono veramente avanti per le vacanze di pesca. La zona è ricca di corsi d'acqua e ricca di trote. Tanta roba. La pesca si può fare solo con il permesso, che viene rilasciato senza limitazioni e distinto per le zone normali, speciali e no-kill. Noi l'abbiamo acquistato direttamente all'ufficio informazioni turistiche al prezzo di 15 euro. La nostra avventura comincia qui nella zona normale. Non ci sono limitazioni di pesca, ma noi pescheremo ugualmente senza ardiglione, con amo singolo, con il classico Mepps Pallini Blu del 3. È un'acqua molto veloce e cercheremo di affrontarla al meglio e vediamo se c'è qualche cattura, anche perché qui c'è zona di semina, ma oggi abbiamo 2 orette, per cui facciamo una pesca divertente e domani ci riserviamo invece il posto doc. Andiamo! Mentre pescherò i primi pesciolini, vi racconto un po' come funziona qui. La società sportiva di Ymer ha un proprio centro ittico dove seleziona e alleva ceppi di trotefare e marmorata per immetterli nelle acque in gestione. Ogni anno qui vengono catturati più di 30.000 pesci, di cui almeno il 60% di provenienza autoctona. Ci sono 11 km di zone speciali, 2 km di zone no-kill, per un totale di circa 60 km di torrenti e 60 di laghi. Un vero parco giochi della trota che consiglio a tutti quelli che vogliono fare una vacanza rilassante all'interno di quello spettacolo della natura che sono le Dolomiti, e ce le abbiamo solo noi, dove poter pescare in santa pace senza il rischio di cappottare clamorosamente come succede ormai fin troppo spesso qui da noi in Friuli. Che ci volete fare? Qui hanno capito che l'acqua è una risorsa e ci costruiscono sopra un turismo dedicato e ben redditizio. Ora peschiamo, va, che è meglio. La prima giornata di pesca è finita veramente bene, a livello di cattura. Abbiamo preso molte trote fario, le pinne ben formate, la livrea molto diversa da quella atlantica che abbiamo trovato in Val Tramontina, però veramente delle gran belle trote fario. Marmorate purtroppo neanche una.
La nostra prima giornata quindi di test di questo spot è andata veramente bene, a parte un piccolo particolare. Vedete, questa è la mia canna da spinning, che non è la solita 2 pezzi, perché questa è la 3 pezzi. Come un cretino, come una capra, sono riuscito anche a spezzare la mia canna da spinning. Meno male che così me lo sentivo e ho portato anche una seconda canna da spinning, per cui oggi la nostra giornata di pesca non sarà rovinata. Adesso, mentre Paola finisce di fare colazione, io finisco di preparare tutta l'attrezzatura e fra 10 minuti, un quarto d'ora massimo, partiamo per il lago di Noana. Il lago non dista molto dal nostro rifugio, ma la strada per arrivarci mi gasa ancora di più. Costeggiamo infatti per tutto il tempo il torrente dei sogni. Purtroppo, in parte zona vietata, in parte zona speciale, e io ho la licenza solo per la zona normale, di cui il lago comunque fa parte. Vabbè dai, me lo segno per la prossima volta, che sicuramente tornerò in questo parco giochi. Dopo circa mezz'oretta di salita arriviamo a Rifugio Fonteghi, tappa obbligata. Qui lasciamo l'auto e proseguiamo a piedi. Allora, partiti dal rifugio, abbiamo più o meno mezz'oretta di strada. Come sempre ricordiamoci, scarpe da trekking, da bere, soprattutto da bere, qualcosa da mangiare, tutto quello che ci serve deve essere ridotto all'osso e ben studiato, perché non possiamo portarci dietro quintali, altrimenti sveniamo nei prati di fiori. Andiamo a raggiungere lo spot adesso, speriamo che ci sia pesce. Cari amici, spot stupendo non sempre si traduce in catture abbondanti, anzi in questo caso è stato proprio l'esatto contrario. Faccio ancora qualche ultimo lancio per la disperazione, ma ormai è finita. Ci rimane ancora mezza giornata però, per cui torneremo a Fiera di Primiero e ci faremo qualche ultimo lancio nella zona normale in centro. Purtroppo ho perso anche gli ultimi artificiali e non mi resta che pescare un po' a Corona e a Rodolon con il verme, ma cercherò di fare attenzione, ferrando le prime tocche, prometto.
Finita anche l'ultima sessione di pesca, nuovamente in centro a Fiera di Primero, decidiamo di farci un giro per la città, così da pagare anche il desiderio di shopping della povera santa consorte che mi accompagna. Prendo il volo anche l'occasione per ripassare all'ufficio turistico per riconsegnare il permesso di pesca di oggi. Ricordatevi, qui come tanti altri posti, la licenza di pesca bisogna riportarla indietro, altrimenti multa. L'avventura è finita, ma ci rimane ancora una cosa da fare. Dobbiamo infatti passare in caseificio a comprare un po' di formaggio locale, che è la fine del mondo. Ci salutiamo quindi amici, alla prossima pesca avventura e non dimenticatevi, se il video vi è piaciuto, di mettere un like e di condividerlo quanto volete. Ciao ciao! Cosa c'è lì sotto? Ma cavallo coloso!